uccisi a Padernello di Paese. Massimo Pestrin ha freddato prima il fratello Lino, poi la cognata Rosanna Trento. Parla alla sorella della donna che dice: ora vogliamo giustizia. Per il procuratore di Treviso Marco Martani nessun raptus, un delitto è premeditato. Domani l'interrogatorio di garanzia in carcere dell'omicida che si ritiene vittima di un complotto da parte dei familiari. Giallo sull'altopiano, Stoccaredo di Galvio, i parrocchiani hanno trovato nel sottotetto della canonica un sacco con resti di ossa umane, saranno esaminati in laboratorio. Sciopero dei dipendenti della Wind 3 che stamattina hanno incrociato le braccia davanti alla sede mestrina dell'azienda contro lo scorporo, i timori di una speculazione finanziaria. Il decreto lavoro promosso con riserva dal presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro. I fronti aperti rimangono tanti, dice, dall'occupazione al PNRR, all'immigrazione. La frazione di San Vito di Vigonza vuole farsi annettere dal comune di Noventa Padovana e così il sindaco ha affidato la delicata questione al costituzionalista Mario Bertolissi. Attaccano canoe natanti i cigni che nidificano lungo il Piovego, virali i video degli animali che per difendere le uova cercano di tenere alla larga le imbarcazioni. Ben ritrovati, buonasera. TG Veneto in apertura nella Marca trevigiana con la tragedia di Paese. È chiusa nel dolore a Cavasagra di Vedelago la famiglia di Rosanna Trento, uccisa insieme al marito ieri a colpi di pistola. Patrizia, la sorella, esce dalla porta, in mano la foto del matrimonio di Rosanna e Lino. Voglio giustizia, dice, per mia sorella. L'ascoltiamo. È stato un atto criminale e basta. Vuole giustizia per sua sorella? Voglio giustizia per mia sorella, sì. Così Patrizia Trento, sorella di Rosanna, uccisa a colpi di pistola, assieme al marito Lino per mano di suo cognato Massimo Pestrin, ancora sotto shock, provata da una notizia che non riesce ad accettare. Contatterà la famiglia di Lino e i fratelli, li chiamerà, sentirà qualcosa? No, non credo. Non vuole vederli? No. È lei a fare scudo a sua mamma, quasi novantenne, che ha appena saputo della morte della figlia. Ha saputo sua mamma di quello che è accaduto? Sì, ma deve ancora farsi l'idea. Una tragedia arrivata in via Sile a Cavasagra di Vedelago come un uragano. Qui Rosanna era stata ieri mattina, ha accudito l'anziana madre come faceva ogni giorno. Poi è tornata a casa a Paese, dove è stata uccisa. Che cosa le aveva detto sua sorella? Niente, aveva comprato i gelati per fare la festa della mamma. Sposati da oltre 10 anni, Lino e Rosanna, ci dice Patrizia, non aveva mai sentito di liti con il fratello Massimo. Era andata ad abitare in quella casa a Paese subito dopo il matrimonio. Lei era solare, ci racconta. Com'era sua sorella? Tipo espansiva, allegra. Gioiosa. Patrizia tiene stretta quella foto che ritrae Lino e Rosanna, stretta come se non volesse più lasciarla, il ricordo di un giorno felice che sembra ancora più lontano. Sono vittima di un complotto da parte della mia famiglia, sarebbero queste le parole, le prime parole riferite da Massimo Pestrin, ora in carcere. L'accusa è quella di duplice omicidio con l'aggravante della premeditazione. Ha scaricato tutti i colpi della sua Glock 9 mm, 17 proiettili in totale. Una decina hanno raggiunto il fratello Lino e la cognata Rosanna senza lasciargli scampo. L'ha scaricato addosso il fratello e la cognata che stavano mangiando e quindi erano assolutamente impreparati ad questa aggressione. Poi quanti colpi abbiano colpito l'uno e l'altra, questo lo cercherà l'autopsia. Chiaramente non hanno avuto scampo. Sono vittima di un complotto da parte della mia famiglia. Sono queste le prime parole del killer Massimo Pestrin agli inquirenti per spiegare il feroce duplice omicidio. Poi ha deciso di non rispondere più alle domande del pubblico ministero. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. Massimo Pestrin è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela con le vittime. Il momento che lui ha dichiarato nelle dichiarazioni spontanee, la lucidità e la freddezza che lui ha dimostrato subito dopo, il fatto che le vittime fossero state praticamente prese alla sprovvista, porta a ritenerlo un gesto premeditato, un gesto che non il frutto di una lite o di un dolo d'impeto.
Insomma, non un raptus di follia, ma un'azione pianificata. Secondo una prima ricostruzione, Massimo si trovava in casa, ad un tratto è sceso dalle scale, forse già armato. Poi la furia omicida ha freddato Lino e Rosanna. Alcuni bossoli sono stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore. Dopo la mattanza è uscito, ha scarellato il caricatore, facendo finire a terra gli ultimi 3 proiettili non esplosi. Pestrin forse se n'è liberato prima di confessare il duplice omicidio alle forze dell'ordine. È stato proprio lui a chiamare il 113. L'arrestato era estremamente freddo e lucido. Ha detto all'operatore che aveva ucciso suo fratello e sua cognata e li ha invitati a mandare al più presto un'autovettura di servizio, una volante, sul posto, dicendo che li avrebbe aspettati. Ha atteso a casa, fuori, a pochi metri da lui, i corpi senza vita di Lino e Rosanna. Per lui sono scattate le manette. Da una decina di giorni lavorava come guardia giurata. Quella pistola regolarmente detenuta ce l'aveva da qualche mese. Nelle prossime ore sarà disposto l'esame autoptico sul corpo delle 2 vittime. Giallo sull'altopiano dei parrocchiani in una frazione di Gaglio hanno trovato un sacco con dei resti di ossa umane. Vediamo. Quando i parrocchiani di Stoccareddo di Gaglio sono saliti nel sottotetto della canonica della parrocchia di San Giovanni Battista e hanno trovato un sacco di cotone che conteneva un teschio e alcune ossa umane, sono rimasti a bocca aperta. Hanno chiamato immediatamente il parroco e poi le forze dell'ordine che hanno portato il sacco in laboratorio. In quell'area della canonica non saliva più nessuno da almeno 20 anni. Per risolvere il giallo ci vorrà un po' di tempo. Questo è un giallo tutto gagliese che è ancora avvolto da una cornice di mistero sulla quale stiamo a tutt'oggi lavorando per capire cosa sia successo in tutti questi anni, presumo io, perché si ritiene già da una prima analisi che queste ossa siano lì da decenni. Saranno le analisi di laboratorio infatti a stabilire l'età e il sesso della persona, anche se l'ipotesi più probabile è che si tratti di un soldato della Grande Guerra. Probabilmente le ossa erano state trovate durante i lavori di ristrutturazione degli anni 60 e dimenticate da qualche parte. La speranza è dunque che non sia un omicidio o una morte più recente. Che si possa trattare magari dei resti di un soldato della Prima Guerra Mondiale, al quale ovviamente va data il degno riconoscimento, ma soprattutto la degna sepoltura. Voglio pensare che il caso possa essere riconducibile a questo. La risposta servirà dal laboratorio. Intanto, per qualche giorno, tutte le ipotesi rimangono in piedi. Torniamo nella Marca trevigiana nel primo pomeriggio nel Duomo di Montebelluna. L'ultimo saluto a Nicole Bellusci, la 24enne morta in un tragico incidente in motocicletta sabato pomeriggio sul Montello insieme al fidanzato. L'ultimo bacio alla sua bambina, quella mano posata sulla bara, difficile da staccare. Mamma Monia accompagna insieme a papà Pasquale e alla sorella Cheyenne la sua Nicole nell'ultimo viaggio terreno prima dell'addio. Nicole Rebecca Gaia Bellusci, morta a soli 24 anni, sbalzata a terra dopo lo schianto della moto su cui viaggiava contro un palo telefonico sabato pomeriggio sul Montello insieme al fidanzato, anche lui morto sul colpo. Fa così male che mi sembra di non viverlo. Oggi penso a tutti quegli abbracci, sorrisi ed esperienze rimandate che vorrei regalarti e regalarci. Mi manchi. Le parole di Cheyenne risuonano nel Duomo di Montebelluna gremito. La messa inizia con la lettura della lettera della sorella. Eri il mio pilastro, dice, sorella, migliore amica, confidente, un'anima bella e pura. Oggi sei pronta per salire in sella e partire per sempre. A volte penso di non potercela fare, poi guardo mamma e papà e penso che devo farcela per forza. La bara bianca, i fiori colorati, il casco bianco appoggiato sulla bara. Era arrivata la moto nuova, racconta durante l'omelia il parroco Monsignor Genovese. Arrivato anche il libretto di circolazione. Grande era la passione per i motori, condivisa con Antonio. Se n'è andata improvvisamente un sabato pomeriggio insieme ad Antonio, che aveva incontrato da un po' di tempo e c'erano sogni da realizzare.
Una celebrazione composta ma toccante. Domani nella chiesa di Breda di Piave l'ultimo saluto ad Antonio Cerruti, il 31enne alla guida della moto. Un'altra comunità chiamata a raccolta per sostenere un padre e una madre che dovranno dire addio al loro figlio. A Mestre è ora per lo sciopero dei dipendenti della Wind Tre. Hanno incrociato le braccia per tutto il giorno. Li vediamo. Presidio davanti alla sede di Wind Tre in via Torino a Mestre per la protesta dei dipendenti che hanno incrociato le braccia per 8 ore contro la cessione della rete dell'azienda alla Netco. Siamo molto preoccupati perché il rischio è che l'azienda venga venduta e divisa a dei fondi di investimento e quindi il rischio concreto è di perdita dei posti di lavoro, ma soprattutto di perdita di un'azienda tecnologica importante che diventerà secondaria, perché scorporando la rete dalla parte commerciale diventano due piccole aziende che non contano niente. E la nostra paura è che questo sia solo l'inizio, che anche per TIM e poi per Vodafone questa sia la strada. Il rischio è quello che abbiamo già vissuto in altre aziende, perché quando fanno queste operazioni, le aziende di telecomunicazioni, abbiamo visto che successivamente nell'arco di 2 o 3 anni si va ad una forte riduzione del lavoro. Quindi licenziamenti, famiglie che purtroppo non possono mantenersi. Sicuramente la soluzione è quella di avere un'azienda integrata. Wind Tre deve rimanere unica in tutti i suoi asset, rete, commerciale, mondo dell'informatica. Chiediamo ovviamente anche un intervento del mondo politico, un mondo politico che in tutti questi anni, a prescindere dal colore che c'è al governo, non ha mai aiutato questo settore. I sindacati infatti si rivolgono nuovamente al governo lanciando un appello. Noi chiediamo al governo un impegno su questo settore, perché questo settore non può essere considerato solo quando c'è la pandemia, perché collega tutti quanti, ha permesso a scuole, lavoro e quant'altro di essere attivi in quei momenti lì. Non serve con i bandi per le frequenze a rialzo che noi in Italia abbiamo pagato i più alti di tutti quanti gli altri paesi europei, quindi questo è un settore in questo momento ha bisogno di aiuto. Siamo al decreto lavoro promosso con riserva dal presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro. Sentiamo perché. È un primo passo sicuramente importante, spero e speriamo che non sia un passo definitivo, ma che ci siano ulteriori passi. Decreto lavoro, taglio al cuneo fiscale. A margine della presentazione della settimana della sostenibilità in programma dal 15 al 19 maggio a Sant'Artemio, a Treviso, arriva un sì con riserva dagli industriali di Confindustria Veneto Est ai provvedimenti a sostegno dei lavoratori messi in campo dal governo. Occorre insistere su questa strada, chiede il presidente Leopoldo Destro. Con il quadro d'insieme che vede un'inflazione ancora crescere, aver dato un taglio al cuneo fiscale permette chiaramente alle persone di avere una possibilità in più di spesa nel carrello, è un aiuto ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori. È uno scenario complesso che può volgere in positivo solo mettendo insieme tutti i tasselli, prosegue Destro. Il PNRR è fondamentale, indispensabile per la crescita del nostro Paese. Parliamo di sostenibilità, cosa non è più importante di mettere a terra opere infrastrutturali che sono una sostenibilità per eccellenza. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di mettere a terra il PNRR in tutto il perimetro nazionale, ma anche nel nostro territorio. Un ingranaggio a cui servono nuove forze lavoro, strategica, la componente femminile e il coinvolgimento dei giovani. E poi c'è un tema senz'altro dell'immigrazione, non trattare come slogan ma trattare come accordi mirati e precisi, perché l'immigrazione rappresenta anche questo un importante tassello da sviluppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. A Belluno ora con uno scambio di opinioni assai vivace in Consiglio Comunale sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. Vediamo. L'ideologia ha vinto sul diritto al riconoscimento dello stato giuridico dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Maggioranza compatta nell'emiciclo di Palazzo Rosso contro la mozione presentata dai gruppi di opposizione con la quale si chiedeva al sindaco di trascrivere entrambi i nomi dei genitori nelle registrazioni anagrafiche di figli di coppie omogenitoriali e al Consiglio Comunale di sollecitare unitariamente il Parlamento a legiferare in materia di stato giuridico di questi bambini in nome della tutela dell'interesse del minore. 18-12 l'esito della votazione e a nulla sono valsi i tentativi di convincere i consiglieri di destra e centrodestra al discernimento. Non torniamo al Medioevo, ragazzi, davvero.
Se fossimo un consiglio comunale di 32 ragazzi tra i 17 e i 21 anni, usciremmo da qui all'unanimità assoluta. L'ultima parola definitiva l'ha avuta il sindaco Oscar De Pellegrin. Io credo che la linea che è stata messa qui, rispettando quello che la legge permette di fare, non è negare un diritto a nessuno. Quindi noi siamo per rimanere nella legalità, nel rispetto della legge. Legge che nella fattispecie non esiste perché in materia c'è un vuoto legislativo. C'è al contrario una circolare inviata ai prefetti dal ministro Piantedosi sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione con la quale si impone ai sindaci di interrompere le registrazioni degli atti di nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali, che è quanto fece nell'ultimo mandato l'ex sindaco Jacopo Massaro, ma il suo atto ora è stato impugnato dalla Procura di Belluno. Io mi sono assunto la responsabilità di effettuare comunque quella trascrizione, quella registrazione. Mi auguro che rispetto all'impugnazione effettuata dal procuratore, sicuramente comprensibile naturalmente da parte del procuratore, che peraltro ha espresso anche alcune considerazioni che io condivido assolutamente, ecco, mi auguro che ci sia da parte del Comune l'intenzione di resistere in giudizio. Andiamo in pubblicità, tra poco. Buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalla provincia di Padova con il sindaco di Noventa Padovana che ha affidato al costituzionalista Mario Bertolissi il possibile passaggio della frazione di San Vito del comune di Vigonza al suo comune. L'iter che potrebbe portare l'annessione della frazione di San Vito di Vigonza a Noventa Padovana si arricchisce di un illustre esperto, il professore di diritto costituzionale dell'Università di Padova, componente della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto, Mario Bertolissi. Il costituzionalista è stato incaricato dal comune di Noventa di valutare la fattibilità di una richiesta di referendum da fare alla Regione Veneto, già sottoscritta da oltre 500 firme raccolte tra i residenti della frazione di San Vito che si trova inserito al momento all'interno dei confini comunali di Vigonza. Il tutto parte innanzitutto da una volontà popolare della frazione, perché insomma 530 firme è giusto tenerne in considerazione, ma soprattutto c'è stata la volontà di due amministrazioni, una molto generosa che è Vigonza, che ha approvato una mozione in Consiglio Comunale, e successivamente Noventa Padovana con una delibera di Consiglio. E quindi il motivo per cui abbiamo dato l'incarico. La frazione di San Vito conta 1300 abitanti, è più lontana da Vigonza. Molti residenti si appoggiano così proprio a Noventa per i servizi, vista la contiguità, un aspetto fondamentale per la richiesta di un referendum, spiega il costituzionalista. I criteri devono essere oggettivi e verificabili, nel senso che non vi debbono essere ragioni pretestuose. Nel caso in questione la frazione non confina con il comune che eventualmente la cede, ma confina invece con il comune che chiede di incorporare la frazione. Questo è un dato. I dati altri che si prendono in esame riguardano le prestazioni di servizi che vengono resi e quindi si tratta di verificare da che parte gravita la popolazione della frazione. La controparte, ovvero il comune di Vigonza, con una mozione presentata in Consiglio Comunale, ha espresso il suo sostegno ad ascoltare le istanze dei residenti di San Vito. Il punto da definire è a chi spetti ora votare nel referendum. Naturalmente si deve partire dalla premessa che è l'esito del referendum consultivo e si tratta quindi di verificare se c'è una maggioranza che chiede di passare. Chi è la maggioranza, la popolazione interessata, ecco, se tutto il comune o parte di esso solo la frazione, va collegato appunto alle ragioni che ho indicato un istante fa. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, insieme ai suoi uffici, sta invece studiando le criticità emerse nel distacco per quanto riguarda alcuni finanziamenti del PNRR. Cigni aggressivi lungo il Piovego. Una coppia di cigni starebbe difendendo le proprie uova sopra il luogo della polizia provinciale per una manifestazione canoistica che si dovrebbe tenere tra qualche giorno. Sopralluogo della polizia provinciale sulle acque del Piovego a Padova, in zona Pontemolino, dove da un po' di tempo vive una coppia di cigni. Nelle ultime settimane gli animali hanno depositato le uova, ma sembra che qualcuno abbia spostato il nido.
I 2 animali quindi ne hanno fatto uno nuovo poco lontano e stavolta, per proteggerlo, come si vede dai video che circolano in rete, hanno manifestato atteggiamenti aggressivi verso le imbarcazioni che percorrono quel tratto di canale. Si nota l'avvicinamento piuttosto, eccolo qui. Nel fine settimana però si terrà una manifestazione canoistica lungo i canali cittadini. Per questo la provincia ha effettuato una serie di controlli per garantire la tutela dei cigni e l'incolumità dei partecipanti alle regate. Giustamente i 2 cigni stanno proteggendo il nido con comportamenti talvolta aggressivi con chi transita in canoa o con piccole imbarcazioni in quel tratto del Piovego, ha dichiarato il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, che continua: assicureremo tranquillità e una vita serena a quei cigni, esemplari candidi e belli di questa parte di città altrettanto bella. Era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. L'alta pressione garantisce tempo stabile, ma con un aumento del rischio di temporali nel primo weekend di maggio. Il dettaglio di venerdì 5. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto asciutto, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Alcuni addensamenti, soprattutto a partire dal pomeriggio, a ridosso dei rilievi, dove non sono escluse anche alcune precipitazioni. Temperature in lieve aumento, minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui tanto sole con cielo limpido o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcuni addensamenti localmente associati a rovesci nel corso del pomeriggio sera. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.